Il colpo d'occhio è notevole. Tutto attorno a Villa Spineda, a Venegazzù di Volpago del Montello, un'enorme distesa di auto, traffico in tilt, forze dell'ordine e del soccorso mobilitate, allestimenti in grande stile. Ma è dentro la tensostruttura che va in scena il più grande spettacolo dopo il Big Bang che sta scuotendo il mondo delle popolari. Davanti a 5.800 soci vistosamente presenti e ad altri 2.500 rappresentati per delega si consuma una giornata storica per Veneto Banca, quella della svolta. Benché solo 4 componenti fossero in scadenza, l'intero Consiglio di amministrazione si è presentato dimissionario all'Assemblea, un chiaro tentativo di salvaguardare l'autonomia dell'istituto, sempre che questa risposta basti a soddisfare i rilievi di Banca Italia sulle carenze di governance e sulla necessità di un'aggregazione. Noi non siamo merci da mettere il credito di spesa di qualcuno, perché sembra che Banca d'Italia ci voglia vendere a qualche altra banca a 0 lire. Questa banca i problemi non li ha avuti in passato, non li ha tuttora, tutto quello che sta accadendo è coerente con il momento. Togliere l'autonomia economica vuol dire togliere potere ai gangli di autonomia e quindi far morire anche questa capacità di autocontrollo dove banche del territorio hanno dato, stanno dando e spero daranno un grande aiuto. Al vaglio degli azionisti una lista unica che dopo 17 anni chiude l'era di Flavio Trinca e apre la stagione di Francesco Favotto, affiancato fra gli altri da Alessandro Vardanega, Matteo Zoppas, Federico Tessari. Ho votato per il nuovo Consiglio. Finanza e politica, imprenditoria e mondanità. Ora però quel team è destinato a cambiare e il territorio già messo alla prova della crisi deve affrontare una nuova sfida. Chi può deve dare e io auspico che ci sia questo forte segnale perché è il segnale dell'integrazione, piccole e medie imprese, famiglie e società, territorio e istituzioni bancarie. Ma il messaggio ai soci è improntato all'ottimismo. Che abbiano fiducia, soprattutto che abbiano fiducia che la loro banca andrà avanti senza problemi nonostante il cambiamento del Consiglio di amministrazione.